ancora non me ne faccio. Davvero incredibile. Non riesco. Beh, adesso tocca a te, cara. Devi prenderti carico. La Jenny, presente. No, me lo diceva sempre. Con la zia Caterina perdiamo la voce dei ricordi. Non so nemmeno quali, perché io non c'ero mai. Io qualcosa ho ascoltato negli ultimi anni che la zia ha vissuto con noi. Era impossibile separarle quelle due. Ma solo Sofia ha avuto la pazienza di ascoltare tutti i racconti di Caterina su sua mamma, sua nonna, bisnonne, prozie. Una catena di solidarietà femminile, vero? Puoi dirlo. Al centro. La zia deve rimanere ancora con noi. Sofia, ora sei tu, l'ultima erede degli usi e costumi tramandati in famiglia. Io non ne so granché, ma ho già nostalgia per un tempo che la morte sembra cancellare. No, non dobbiamo cancellare la cultura connessa alla terra e al rispetto delle relazioni familiari. Radicata in simbologie forti, gesti, oggetti propiziatori. Io oggi non ho preparato tartine e pizzette, io oggi ho preparato pagnotte. Tante, troppe. Non so, mi piace immaginare di offrirle ai nostri avi, vissuti quando nella società contadina ci si riuniva intorno alla polenta, perché il pane era raro, ma prezioso, perché rappresentava il più simbolico, la più simbolica forma di condivisione, assumeva un ruolo sacro, rituale. Il pane accompagnava sempre i momenti più importanti della vita, la nascita, il matrimonio e la morte. Non riesco a immaginare di unire la nascita e il matrimonio alla morte. Nascita, matrimonio e morte erano legati addirittura da un'unica stanza, la più privata, la più intima, la più sacra della casa, la camera nuziale. Accessibile soltanto in quelle 3 situazioni. Quando era necessario accorrere per la gioia di una nascita o per il dolore. Mi manchi. Mi manchi. Solo tu sapevi rallentare le mie giornate frenetiche con le vicende delle donne di famiglia tra 800 e 900. Zelinda, Maria, Aida, Jelka, Alma, Rosa, ognuna profondamente legata alla propria camera nuziale in un diverso paese del Friuli Venezia Giulia. Amore, dedizione, parsimonia, quanti valori e quante simbologie. Fa freddo qui, ma guai se non ci fosse questa camera.
Nell'unica stanza riscaldata dormono i nonni e hanno più freddo alla loro età. E dopo aver mangiato si fermano lì per la notte. Qui in Balcanale di lingua slovena diciamo izba, ispa, per dire camera. Non lo sapevo appena arrivata e allora ho chiesto. È una parola antica che nell'immaginario collettivo si lega alla casetta rurale russa, costituita da un unico locale riscaldato dalla grande stufa. È strano immaginare che anche mio marito dormiva nella stube. Poi ha ricavato la camera. E così ci stiamo tutti. Buongiorno, mamma. È bellissima, sembra caduta dal cielo. Perché ce l'ha lei? Che cosa? La stella, sopra la culla di Ino. In quella culla hanno dormito tantissimi bambini. Tuo nonno, i suoi fratelli, tuo papà, i tuoi zii, i tuoi cugini, tu e adesso Inge. E ogni bambino ha avuto la sua stella. Anch'io ho una stella così. Voglio vederla. Dove l'hai messa? Certo che hai anche tu la tua stella. Ogni mamma quando aspetta un bambino si preoccupa subito di proteggerlo dalla truta. Lo spirito maligno che si posa sul letto dei piccini provocando forti difficoltà respiratorie e poi la morte. Allora la mamma prepara la stella a 5 punte. La ritaglia nel cartone, la dipinge con la porporina e poi la lega con un nastrino alla testata della culla. E così il bambino non muore. La stella è così bella che spaventa lo spirito maligno che scappa. Eh sì, scappa. Ma non basta, non basta. A dirigere tutto ci sono la Madonna e il bambino Gesù. Sono loro che ci proteggono, sì? Ed è a loro che noi accendiamo la candela ogni sera e ogni mattina per rivolgergli le nostre preghiere. Ti aspettano tutti. Te la senti di scendere? Come stai? Sto bene. Adesso arrivo. Sono pronta a raccontare.